L'imprenditore padovano 24enne si toglie la vita nel capannone della sua azienda a Morgano. Un collega ai nostri microfoni mi aveva confidato le sue difficoltà e paure, ma non avevo compreso che fosse così disperato. Sconcerto e dolore per il gesto estremo del 24enne durante i funerali a Tre Baseleghe. Le parole del parroco: è il momento di dare voce anche ai sensi di colpa di chi non ha aiutato Ivan. Arrestato il piromane che da mesi seminava il panico in via Pinelli. A un 23enne incensurato di buona famiglia, sconosciuto il movente, è stato colto in flagrante dopo aver appiccato il fuoco per l'ennesima volta. Ed oggi il quartiere colpito dai roghi tira un sospiro di sollievo dopo le fiamme e i commenti dei residenti liberati dall'incubo. Donna di 60 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Le analisi non lascerebbero spazio a dubbi, affetta dal morbo della mucca pazza. Per alcuni lunghissimi minuti era sparito ogni contatto con l'Airbus dell'American Airlines in volo da Atene a Filadelfia, e così si sono alzati in volo per i protocolli di sicurezza 2 caccia italiani dalla base di Istrana. Va in pensione Damiana Tervili, la storica preside dell'Istituto Cerletti di Conegliano. Negli ultimi 14 anni ha formato tanti giovani e ha visto esplodere il boom del Prosecco. Oltre 2000 bambini si sono ritrovati anche quest'anno per la festa d'estate dei centri estivi, appuntamento nel Parco dei Moreri a Silea con giochi, balli, laboratori e tornei sportivi. Buonasera, ben ritrovati con il TG di Treviso. In primo piano il dramma che si è consumato a Morgano. Un imprenditore 24enne si è tolto la vita nel capannone della sua azienda il giorno prima dello sfratto, ed il Veneto ripiomba nell'incubo degli imprenditori suicidi per la crisi. Si è tolto la vita all'interno del capannone dell'azienda che pochi mesi fa aveva ereditato dal padre. La tragedia domenica mattina nella sede della Nuova Tech in via Bosco a Morgano. Proprio quella mattina Ivan Vedovato, 24 anni, si era dato appuntamento con un parente per sgomberare il capannone dal quale all'indomani avrebbe avuto lo sfratto esecutivo, ed è stato l'uomo a fare la tragica scoperta. Subito sono state avvisate le autorità. I carabinieri non hanno dubbi che si sia trattato di un suicidio. Il giovane ha lasciato un biglietto nel quale spiega le ragioni del gesto estremo, ragioni da ricercarsi nella difficile situazione economica nella quale versava l'azienda dopo la morte del padre, difficoltà delle quali Ivan Vedovato aveva accennato poco tempo fa all'imprenditore dell'azienda confinante. Mi ha parlato un po' di quello che gli è successo, insomma, che gli è morto il padre, che nella sua madre era separata, che viveva da solo, e che per questa storia è stato un colpo tremendo per lui, perché non sapeva cosa fare. Una situazione difficile, peggiorata nonostante gli sforzi del 24enne di rimettere in piedi l'azienda ereditata dal papà. Con il passare dei mesi la situazione debitoria si è aggravata fino allo sfratto che sarebbe diventato esecutivo proprio il giorno dopo la tragedia. Eppure nessuno ha intuito il dramma, la disperazione che ha portato Vedovato al gesto estremo. Se io avessi capito che era a quel livello lì, che era proprio così disperato, magari qualcosa potevo fare, però non immaginavo che fosse così. Oggi pomeriggio nella chiesa di Sant'Ambrogio di Tre Baseleghe, paese d'origine della famiglia, l'ultimo saluto al giovane imprenditore. E oggi pomeriggio appunto alle 16 i funerali di Vedovato a Tre Baseleghe. Durante l'omelia Don Federico Giacomini ha ricordato il dramma con parole forti. Ora è tempo di fermarsi, come si fa dopo un terremoto, per accogliere le macerie, ha spiegato Don Federico, ed è il momento di dare anche voce al dolore e ai sensi di colpa di chi non ha saputo aiutare Ivan. E alla notizia di questo ennesimo suicidio per difficoltà economiche, i politici veneti chiedono leggi più umane perché gli imprenditori in difficoltà non vengano lasciati soli. Alla notizia del suicidio dell'imprenditore 24enne dell'Alta Padovana a causa delle difficoltà economiche, immediate sono le reazioni politiche. Questa tragica vicenda è una sconfitta amara per il Paese. Non si può morire di sfratto, afferma il deputato leghista padovano Alberto Stefani, che conclude così: una notizia che addolora tutti, ma non vedo nessuno indossare magliette rosse di fronte a gesti disperati come questi. Un tema ripreso anche dall'assessore regionale Roberto Marcato. Per una persona che si trova in difficoltà in mezzo al mare abbiamo tutti la pietà, e ci mancherebbe. E per una persona che si trova in mezzo al mare di una propria crisi non c'è pietà. E per quale motivo? Un paese civile deve saper prendersi cura dell'uno o dell'altro. Solidarietà alla famiglia anche da parte di Liberi e Uguali, con il consigliere regionale Piero Ruzzante, che punta il dito sull'aumento dei giovani imprenditori che lasciano il Veneto. Le leggi vanno riviste.
Credo che le istituzioni abbiano il dovere di leggere che cosa sta succedendo nel nostro territorio e cercare di tramutare la preoccupazione in anche provvedimenti di legge. Una legge senza umanità non è una legge. Ed ecco già uno spunto concreto nell'ambito in cui intervenire. Per esempio c'è un tema che a me è sempre stato molto a cuore, il fatto che quando uno fallisce come imprenditore, per esempio gli venga pignorata la casa o gli vengono pignorati i beni personali e tu ti ritrovi, dopo aver lavorato magari 20 anni e aver costruito una casa in 20-30 anni, ti ritrovi perché va male l'attività, ti ritrovi la tua casa pignorata e tu, tua moglie, i tuoi figli che stanno ancora studiando sbattuti in strada come dei criminali. E sul tema del suicidio per crisi occorre ricordare come si trovino in rete sportelli e consulenze gratuite per cercare una soluzione evitando scelte estreme così drammatiche. Dallo scorso marzo per mesi ha gettato nel panico i residenti di via Pinelli a Treviso. Ora il piromane è stato arrestato, si tratta di un 23enne del posto. Sentiamo. L'ultimo rogo del piromane, le ultime fiamme appiccate alle 4 di notte prima che il cerchio si stringesse inesorabilmente attorno a lui. Una Nissan Qashqai e una Peugeot 308 date alle fiamme nel parcheggio privato di un residence e con l'uso di un accelerante. Modus operandi anomalo perché aveva sempre scelto auto in sosta sulla strada e semplice carta igienica incendiata vicino alle ruote delle auto. Ma gli investigatori della squadra mobile di Treviso hanno pochi dubbi. È il 23enne Daniele Martorana, residente proprio a pochi passi dalle sue imprese folli, il piromane che per 3 mesi ha gettato nel panico l'area compresa tra via Pinelli, via Cacciatori e vicolo Fratelli Bandiera. Anche se per ora gli contestano formalmente solo l'assalto di questa notte. C'è un'indagine in corso che è coordinata dalla Procura della Repubblica e questa indagine sta raccogliendo tutta una serie di elementi a riscontro per poter ricondurre eventualmente la responsabilità degli altri eventi allo stesso giovane. L'ultima escalation in pochi giorni con i raid di sabato e di lunedì, quella che era sembrata una vera e propria sfida sfacciata alle forze dell'ordine. Non sapeva il 23enne che il suo profilo era seguito da tempo. Tutti i sospetti, avvalorati dalle testimonianze, convergevano su di lui. Ma era necessario bloccarlo in flagranza. Mancava quello che in gergo investigativo è definita la pistola fumante e il giovane non ha resistito a colpire ancora. Gli investigatori della squadra mobile hanno visto un giovane che si aggirava con fare sospetto sulla pubblica via subito dopo una esplosione, un boato che ha squarciato il silenzio della notte. 2 autovetture sono andate a fuoco, nell'immediato gli investigatori sono intervenuti bloccando il giovane. 23 anni, nulla facente, vive con i genitori, madre insegnante, padre notissimo assicuratore con svariate agenzie in tutta la provincia. In passato avrebbe avuto già problemi di tipo psicologico e comportamentale. Il movente del raid ha ancora da capire concretamente. Quando lo hanno bloccato ha scelto di non parlare. Si è chiuso inizialmente in un silenzio profondo, eventuali sue dichiarazioni potranno poi essere valutate successivamente in sedi più opportune. Un arresto sotto gli occhi dei familiari. I genitori chiaramente sono rimasti sconvolti e al momento loro sono stati informati della vicenda e in questo momento ogni circostanza verrà valutata. Insomma, un'indagine tutt'altro che conclusa. C'è da capire se e come qualcuno lo ha coperto in questi mesi, se ci sono complici, se ci sono collegamenti con altri atti incendiari del passato. L'unica certezza è il sospiro di sollievo per i residenti di quelle vie piombati nell'incubo da troppo tempo. E sentiamo quindi le voci dei residenti di via Pinelli come delle vie limitrofe che sono stati colpiti in questi mesi dal piromane, dove finalmente si può tirare un sospiro di sollievo. Tutti i residenti stamattina sono venuti qua ad esultare che finalmente la polizia ha fatto un ottimo lavoro. Bravi, sono stati veramente bravi. Fatalità, l'altro giorno avevo messo la macchina esattamente dove c'è parcheggiato questa Ford e mi è venuto un po' la tachicardia perché non so, io ho letto che è un ragazzo di 20 anni ma non mi capacito onestamente del gesto. Però è la fine di un incubo. Sì, è la fine di un incubo.
Una liberazione si torna a vivere, il quartiere ostaggio del piromane esce dall'angoscia. Finalmente notti serene da oggi, senza quel sonno a metà con l'orecchio teso a sentire i bocchi d'auto incendiate, i bagliori a illuminare le finestre della zona di via Pinelli. Da metterlo dentro, a parte che pagare i danni, che i danni sono sempre pochi, per loro non so, lasciamo perdere. Castigarlo. Di cattiveria anche, ma soprattutto è un ragazzo di 20 anni, adesso c'è da capire come riuscirà a risarcire i danni perché sono più di 8 automobili. L'incubo è finito e si vede in zona. I residenti, che pare da tempo avessero capito chi era l'autore degli attentati, non hanno più timori di parlare a microfono, le ritorsioni sono finite. Erano talmente tirati che avevano il terrore di tutto. Stamattina era come che un peso di 1 quintale sia svanito nel nulla, proprio liberi, una sensazione, vederli felici è stata una bellissima sensazione. La rabbia è tanta, c'è comunque spazio per la compassione, l'idea che si tratti di una persona che ha bisogno di aiuto. Mi dispiace per la persona, deve essere comunque curata perché è un ragazzino giovane, se è lui. E altre 2 auto, purtroppo mi auguro che la famiglia ci sia dietro. La sanità ora con un sospetto caso di mucca pazza a Treviso. Dopo il caso dell'uomo di Martellago morto la scorsa settimana, una donna è grave all'ospedale Cafoncello, affetta dal morbo. È ricoverata all'ospedale Cafoncello di Treviso in gravi condizioni perché affetta dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob, comunemente nota come morbo della mucca pazza. La donna, 60 anni, era entrata in ospedale quasi 3 settimane fa. Le analisi alle quali è stata sottoposta hanno evidenziato un quadro clinico compatibile con l'infezione da prioni, proteine che colpiscono il sistema nervoso centrale provocando la malattia. Al Cafoncello è scattato immediatamente il protocollo predisposto dal Ministero della Sanità, che ha varato un apposito registro per i casi di pazienti colpiti dall'encefalite spongiforme, gestito a sua volta dall'Istituto Superiore di Sanità. La malattia non è contagiosa ed il caso rientra tra quelli sporadici che si registrano ogni anno. Con una frequenza molto rara, di un caso ogni 1.000.000 di abitanti, e che noi vediamo regolarmente, appunto con una frequenza che varia dai 0 ai 2 casi all'anno, visto che Treviso copre più o meno un bacino d'utenza di 1 milione di abitanti. Il cosiddetto morbo della mucca pazza creò allarme a metà degli anni 90, quando si registrò un'anomala concentrazione di casi in Inghilterra e si ipotizzò una correlazione con l'alimentazione, in particolare con la carne di bovini nutriti con farine animali, legame che però non è mai stato accertato ed è escluso per i casi sporadici come quello di Treviso. I casi sporadici come questo non sono assolutamente correlati al consumo di carne. Questa è una, tra virgolette, quelle vox populi che nasce da quei casi diversi, peraltro, di circa 20 anni fa in Inghilterra, dove però la malattia si era manifestata in pazienti più giovani, con caratteristiche cliniche anche diverse e che tra l'altro poi non si sono più ripetuti. E continuiamo a parlare di sanità, di vaccini in particolare. Il Veneto condivide le riflessioni del Ministro della Sanità Grillo, dettate dal buon senso del medico sulla possibilità di graduare l'obbligatorietà dei vaccini a livello territoriale a seconda dei diversi tassi di copertura vaccinale delle regioni. Il modello in atto con successo in Veneto da 10 anni andava in questa direzione ed è a sua disposizione. Così oggi il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che continua: i nostri tassi di copertura sono alti e certificati da un'anagrafe vaccinale informatizzata e unica, come giustamente evidenziato nella circolare ministeriale dei primi di luglio, dove si indicavano percorsi diversi a seconda delle regioni e a seconda se esse avessero o meno un'anagrafe vaccinale. Il governo precedente ci aveva dipinto come incoscienti Novax, continua Zaia, ma la realtà è sempre stata ben diversa. Siamo assolutamente a favore dei vaccini come strumento di civiltà e di prevenzione rispetto a molte malattie gravi, ma siamo anche convinti, dopo 10 anni di esperienza, che l'informazione, il dialogo e la valutazione di un percorso vaccinale personalizzato, condiviso tra sanitari e famiglie, siano lo strumento più incisivo. Così conclude il Presidente della Regione del Veneto.
Torniamo a parlare ora del duplice omicidio di Rolle. La nonna di Sergio Papa, accusato del delitto dei coniugi Nicolasi, non conferma l'alibi del nipote. La condizione del 35enne potrebbe complicarsi. Sentiamo. Non ricorda quando il giovane fosse passato da lei e così ora vacilla l'alibi di Sergio Papa, il 35enne in carcere con l'accusa di aver ucciso i coniugi Loris e Anna Maria Nicolasi il mattino del 1° marzo scorso a Rolle di Cison. Ieri, sentita dagli investigatori, l'84enne ha detto di non ricordare quale sera in quei giorni il nipote avesse dormito da lei. Il 25 febbraio, in occasione del compleanno, era andato a trovarla. Una delle sere successive era rimasto a dormire, ma l'anziana non sa se sia proprio il 28 febbraio, la notte precedente all'efferato delitto della coppia. Nella ricostruzione dei fatti, invece, resta l'ipotesi che il 35enne, dopo aver discusso con i coniugi, si sia presentato il 1° marzo forse con l'intento di derubarli. Scoperto dalla signora Anna Maria, l'avrebbe aggredita in giardino per poi colpire anche il marito con una lama ricurva. Per la difesa di Papa, la ricostruzione nebulosa dell'anziana non smentisce il fatto che la notte del 28 lui possa aver dormito dalla nonna, smontando dunque per il 35enne l'impianto accusatorio. Per alcuni lunghissimi minuti era sparito ogni contatto con l'Airbus dell'American Airlines in volo da Atene a Filadelfia, e così si sono alzati in volo per i protocolli di sicurezza 2 caccia italiani dalla base militare di Istrana, una coppia di Eurofighter dell'aeronautica militare del 51esimo Stormo. Sono decollati alle 13 dalla base trevigiana per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Dopo pochi minuti i caccia hanno stabilito il contatto visivo con il velivolo civile, accertando che quest'ultimo non si trovasse in condizioni di emergenza. Ripristinate le comunicazioni, i caccia sono quindi tornati alla base di Istrana. Torniamo ora a parlare del caso dello psicoterapeuta denunciato per abusi sessuali dalla trasmissione Le Iene. L'Ordine dei Medici di Treviso l'avrebbe radiato, ma non è ancora arrivata la conferma al diretto interessato. Sentiamo. L'Ordine dei Medici di Treviso avrebbe radiato Muhammad Abdustar, il medico 57enne di origini irachene immortalato dalle telecamere della trasmissione Le Iene, mentre sembrava abusare sessualmente di una paziente durante una visita privata come psicoterapeuta nel suo studio mestrino. Non è però ancora arrivata una comunicazione ufficiale, come evidenzia il legale dell'uomo. Non c'è arrivata nessuna comunicazione, né all'assistito a mezzo PEC, che l'ho sentito stamattina dopo che ho visto l'articolo sul Gazzettino, e mi ha detto non gli è arrivato nessuna comunicazione, e ne è arrivata a me alcuna. Abdustar esercitava anche come medico di famiglia per l'Ulstre Serenissima fino alla decisione dell'azienda sanitaria di sospendere la convenzione in seguito all'esplosione del caso. Ma in passato aveva fatto base tra Vittorio Veneto e Belluno e da quel momento è sempre rimasto iscritto all'Ordine dei Medici di Treviso. Ecco perché è toccato a quest'ultimo portare avanti il procedimento disciplinare a suo carico. Ritengo sia assolutamente una sanzione sproporzionata e legittima, quella della radiazione, e quindi siamo intenzionati a proporre l'impugnazione. Da parte sua il medico continua a rigettare ogni tipo di accusa. Conferma quanto abbiamo già riferito in precedenza, quindi che c'è stato solo un rapporto consensuale, una volta sola nel suo ambulatorio, con una persona che non era sua paziente e fuori dall'orario di ricevimento e di ambulatorio. Ecco. Adesso aspettiamo comunicazioni, ecco, di questo provvedimento, quindi impugneremo alla Commissione Sanitaria Centrale il provvedimento, anche perché già quanto abbiamo avuto modo di sentire anche in sede di collegio disciplinare dell'USL, già ci sono alcuni aspetti che vanno, diciamo, in senso contrario a quanto la signora aveva narrato in sede di intervista alle Iene. Quindi siamo, insomma, fiduciosi che poi tutta la situazione si chiarirà positivamente per il dottor Abdustar.
Ancora cronaca, il personale dell'ARPAV del Dipartimento di Treviso è intervenuto nella tarda mattinata di oggi a Maser per un incendio sviluppatosi presso l'azienda Marcon che effettua smaltimento di rifiuti. L'incendio, fortunatamente di dimensioni contenute, ha interessato un cassone che conteneva rifiuti. Sono in corso accertamenti del caso. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, subito dopo torniamo in diretta con il TG di Treviso, a tra poco. Rieccoci in diretta con il notiziario di Treviso. Andiamo ora a Conegliano, dove la preside dell'istituto Cerletti lascia dopo 14 anni la dirigenza della scuola enologica. Sentiamo. Eh sì, evidentemente ho già dato e a questo punto vado in pensione del 1° settembre. La storica preside dell'istituto enologico di Conegliano lascia la dirigenza per la pensione. La notizia sta suscitando quasi stupore in città, oramai da tempo abituata a questo volto e al suo ruolo. Quanti anni alla guida della scuola enologica? 14 continuativi più uno qualche anno prima. Tante le avventure personali e professionali per la preside. Cosa porto nel cuore? La scuola, ma porto i ragazzi, porto i miei docenti, il mio personale, tutti quelli che hanno collaborato con me, perché in questi anni è stato un gioco di squadra. E al timone della scuola del vino, più famosa d'Italia e forse del mondo, la preside Trevilli ha visto sin dal nascere quello che oggi è il fenomeno Prosecco, preoccupandosi sin da subito dell'utilizzo dei fitofarmaci. Sono testimone dei problemi del Prosecco, abbiamo lavorato molto con un gruppo di lavoro che ha coinvolto anche il Condifesa di Treviso, che ha coinvolto i miei docenti con delle borse di studio, per cui ci siamo preoccupati di lotta integrata, lotta guidata, e abbiamo cercato di diffondere nel territorio tutte queste problematiche e queste novità che ci sono. Una realtà formidabile che la sua scuola ha contribuito a far crescere. Per questo non poteva mancare anche un messaggio ai suoi studenti, oggi cuore di aziende e cantine. Molti pensano che il Prosecco sia una bolla, anzi una bollicina che prima o poi scoppierà. Dal suo punto di vista? Ma perché deve scoppiare? Non credo assolutamente. Ci deve essere però una costanza da parte di tutti, che è quella di dare qualità. Innamorata della sua scuola, ma anche di queste colline, al punto da non lasciarle più. Lei è veronese, ha deciso di rimanere qui a Conegliano? Sì, ormai sì. Mi sento coneglianese di adozione e quindi penso che rimarrò a Conegliano. Non ho motivo per spostarmi. Ed ora andiamo a Silea, dove questa mattina è stata grande festa per oltre 2000 bimbi dei centri estivi. Vediamo. Oltre 2000 bambini si sono ritrovati anche quest'anno per la festa d'estate dei centri estivi di Comunica, appuntamento nel Parco dei Moreri a Silea con giochi, balli, laboratori, tornei sportivi. Davvero un momento di festa, siamo felici di accoglierli qui al nostro Parco dei Moreri e quindi io sono convintissima che dobbiamo pensare sempre di più, anche come sindaci, alla valorizzazione di questi luoghi pubblici che abbiamo e che dobbiamo vivere specialmente in momenti di festa come questi. Festa e divertimento per i bambini provenienti dai centri estivi di tutta la Marca e 150 gli animatori. I centri estivi sono una bella occasione perché i bambini sono liberi di sperimentarsi, rispetto alla scuola hanno una maggiore libertà creativa e quest'anno è molto bello perché il tema di quest'anno è la cultura e quindi è vivere la cultura in maniera spontanea, in maniera libera. L'abbiamo chiamato La cultura è un gioco. Da Treviso a Quinto, da Mogliano a Villorba, da Giavera a Roncade, moltissimi comuni coinvolti nel progetto. Alle famiglie del Roncadese è data la possibilità anche nel periodo estivo di avere un periodo coperto dove poter tenere i propri figli che insomma si divertono, fanno anche un percorso educativo importante, veramente dai più piccolissimi, perché hanno tra i 3 e i 4 anni più piccoli. Riteniamo che i centri estivi siano un servizio per le famiglie, in quanto i nostri ragazzi possono divertirsi, ampliare le proprie conoscenze, giocare e non davanti a un tablet e alla TV, ma stando insieme e divertendosi con i loro compagni all'aria aperta.
Tra poco torna 20:10, ospite questa sera in studio l'onorevole Massimo Bitonci della Lega, sottosegretario all'economia. Ed è tutto per questa edizione. In chiusura, come sempre, le previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Splendida giornata di sole ma con qualche disturbo pomeridiano. Vediamo il dettaglio di venerdì 20. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, sulla nostra regione infatti sarà una splendida mattinata caratterizzata dal sole, possibili soltanto degli isolati temporali pomeridiani sui rilievi in locale estensione alle medio-alte pianure. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 34 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per occasionali rovesci al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi circa. Infine uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà il sole a farla da padrone con cielo sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori. Tuttavia col passare delle ore saranno possibili degli acquazzoni un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime sui 18 gradi circa, valori massimi oscillanti invece tra 31 e 33 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.